Era ricercato per traffico internazionale di droga ed è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Scorcola in via Udine, in manette un romeno di 26 anni. Maranza preso a schiaffi da un passeggero, intervenuto in soccorso una ragazza. L'episodio a Muggia a bordo della linea 20 della Trieste Trasporti, intervento poi dei carabinieri. Numeri in linea con le nostre aspettative, ci stiamo preparando per le elezioni, parla Angelo Lippi, referente di Futuro Nazionale a Trieste dopo il sondaggio di SVG. Chiuso per diverse ore un tratto di salita di Gretta nel tratto in cui sono stati ultimati i lavori di asfaltatura, intervento necessario dopo un incidente stradale, lamentele dei residenti. A Gorizia continua la battaglia tra il comune contrario e il Sapol favorevole per l'armamento della polizia locale. Oggi il sindaco ha inviato una diffida formale a sindaco e giunta. Ultimi preparativi per la riapertura del bagno ferroviario di Trieste, distrutto dalle mareggiate nel 2023, oggi le operazioni di posizionamento della passerella con l'impiego dell'elicottero. Al Pedocin nuovo passo avanti per l'accessibilità e l'ingresso a mare per le persone diversamente abili, presentata la sedia motorizzata che dal 12 giugno sarà operativa, consentendo alle persone più fragili di poter fare il bagno senza ostacoli. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Tele4, l'edizione delle 19:30. Cominciamo con la cronaca. Era ricercato per traffico internazionale di droga ed è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Scorcola in via Udine a Trieste. È finito in manette un romeno di 26 anni, ci racconta di più nel servizio Gianluca Paladino. Trafficava droga a livello internazionale ed era fuggito dalla Romania, suo paese natale, per evitare il carcere. Ma il narcotrafficante è stato rintracciato e arrestato. Deve scontare 4 anni di reclusione. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della stazione di Scorcola a Trieste. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L'operazione risale al pomeriggio del 28 maggio, ma la notizia è emersa solo ora. Il ricercato risultava residente a Udine, ma di fatto era irreperibile. Non per i carabinieri di Trieste, che lo hanno intercettato nel capoluogo della regione, ironia della sorte, proprio in via Udine. Dunque sono scattate le manette. Il rintraccio è stato reso possibile anche grazie all'intensificata attività di controllo del territorio decise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo i necessari riscontri dattiloscopici e le formalità di rito in caserma, il cittadino romeno è stato condotto al carcere del Coloneo in attesa della procedura di estradizione. Rimaniamo sempre in tema di cronaca perché ci spostiamo a Muggia, aggredito una ragazza sulla linea 20 della Trieste Trasporti, protagonista un cosiddetto Maranza che però è stato preso a schiaffi da un altro passeggero. Cosa è successo? Lo sentiamo nel servizio. Ancora Maranza in azione. L'episodio è successo a Muggia, a bordo di uno degli autobus della linea 20 della Trieste Trasporti, nella giornata di ieri. Erano circa le 16 quando 6 giovani, alterati dall'alcol, sono saliti sul mezzo che stava percorrendo strada per Farnei. Da lì è cominciato il loro show. I Maranza hanno iniziato a comportarsi da bulli, importunando altri passeggeri più o meno coetanei, parolacce e prese in giro più che altro, ma il capo del gruppetto è andato oltre, ha preso di mira una ragazza e dalle parole è passato alle mani, arrivando a spintonarla. Stavolta però qualcuno si è ribellato. Uno dei passeggeri si è alzato dalla sedia e dopo aver raggiunto il capo dei Maranza gli ha rifilato 4 sberle. Il giovane, forse non si aspettava una reazione, è andato a sedersi in fondo al bus, attendendo la prima fermata per scendere. Nel frattempo, però, erano stati allertati i carabinieri. Raggiunto il mezzo, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato i 6 Maranza ubriachi. Il loro capo, preso a sberle, non ha voluto sporgere denuncia. Sono peggiorate le condizioni della bimba di 3 anni investita sabato pomeriggio da una moto mentre camminava sul marciapiedi di Corso Saba. È stata trasferita ora all'ospedale di Udine. Sentiamo.
Sono peggiorate le condizioni della bambina di 3 anni che sabato pomeriggio è stata travolta da una moto in Corso Saba mentre passeggiava con la mamma e un'amica. La piccola non sarebbe in pericolo di vita, ma ieri è stata trasferita in via precauzionale dall'ospedale infantile Burlo Garofalo, dove era stata ricoverata sabato, al reparto di terapia intensiva di Udine, dove sarebbe stata intubata. L'incidente era accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18 in Corso Saba. Per evitare un ragazzo non vedente che stava attraversando la strada in diagonale, una moto aveva sbandato colpendo un'altra moto che sopraggiungeva in quel momento. Quest'ultimo mezzo a 2 ruote era finito quindi sul marciapiede, dove aveva investito le 2 donne e la bambina. Sul posto erano intervenuti in forza gli agenti della polizia locale, non solo per i rilievi dell'incidente, ma anche per regolare il traffico nella zona. Ci spostiamo ora a Gorizia, dove continua la battaglia tra il comune, contrario, e invece il sindacato Sapol, favorevole, all'armamento del corpo della polizia locale di Gorizia. Oggi il sindacato ha inviato una diffida formale al sindaco Rodolfo Ziberna e alla giunta comunale. Sentiamo. Finché sono sindaco io posso fare quanti scioperi vogliono, posso proprio formalizzare, posso stare in sciopero dalla mattina alla sera fino alla fine del mio mandato, finché sono sindaco io, le pistole non le avranno. Così si era espresso ai nostri microfoni il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sulla possibilità di armare la polizia locale. Ora il sindacato autonomo Sapol, protagonista di un braccio di ferro con l'amministrazione comunale proprio sul tema delle dotazioni di sicurezza per gli operatori, passa al contrattacco con una diffida formale nei confronti di sindaco e giunta, e nel farlo l'organizzazione sindacale dirama una nota in cui precisa di non aver mai richiesto tout court che sia armata la polizia locale, ma di aver invece rivendicato il diritto dei lavoratori a svolgere le mansioni in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dall'apposita normativa. Nel comunicato il segretario regionale Sapol del Friuli Venezia Giulia, Beppino Michele Fabris, chiede con urgenza di provvedere ad adottare ogni misura necessaria affinché gli operatori di polizia locale di Gorizia abbiano adeguata formazione e siano dotati di strumenti operativi necessari prima di essere impiegati nei servizi a rischio. Dopo lo sciopero proclamato dal Sapol in concomitanza con il concerto di Cesare Cremonini del 31 maggio scorso, poi revocato dalla Commissione di Garanzia, la battaglia su dotazioni e armamenti per i vigili goriziani continua. Adesso andiamo invece ad aprire la pagina politica con il sondaggio SVG che già Ring venerdì sera aveva fatto discutere la componente ospite in studio dei politici presenti con Ferdinando Abarino. Adesso andiamo a sentire l'opinione di Futuro Nazionale. In questo momento c'è la fase di costruzione del partito, ci sono diversi comitati, quello territoriale, abbiamo sentito Angelo Lippi proprio a riguardo delle percentuali che il sondaggio SVG attribuisce al partito del generale Vannacci. Ma a me non ha sorpreso molto, devo dire la verità, l'esito del sondaggio, perché già i sondaggi a livello nazionale danno Futuro Nazionale a quei livelli lì, se non superiori. A parlare Angelo Lippi, rappresentante del Comitato Costituente di Trieste, il Comitato 23, che si esprime sul sondaggio SVG commentando quel 4,5% di preferenza espressa sul gradimento del partito del generale Vannacci Futuro Nazionale. In attesa che vengano costituiti i referenti locali il 13 e 14 giugno, Lippi dimostra ottimismo sul percorso intrapreso e sui numeri del sondaggio, testimoniato anche dal gradimento percepito dalle persone che di settimana in settimana si stanno interessando e avvicinando al movimento del generale. Noi non abbiamo fatto ancora un vero e proprio proselitismo, diciamo così, in maniera determinata, però sono già più di 250 persone che si sono unite al nostro comitato tra iscritti al partito e simpatizzanti, semplicemente vedendo attraverso i nostri social o sui giornali o sulle televisioni le iniziative del movimento. Sono adesioni continue, ogni giorno mi chiamano, mi telefonano persone che vengono sia da movimenti politici ma anche no, che vogliono aderire e iscriversi al partito. Tra i nomi inseriti nel sondaggio e che riconducono a Futuro Nazionale c'è quello del consigliere comunale Ugo Rossi, eletto nel 2021 con Insieme Liberi. Parlando di elezioni, Lippi non si sbilancia, ma tutto porta a pensare che il dialogo con l'attuale coalizione di centrodestra potrà portare a un'alleanza politica a determinate condizioni e mettendo in primo piano alcune tematiche specifiche. Per quel che mi riguarda, come Angelo Lippi, come referente di un comitato,
io credo che bisognerà comunque dialogare, questo è normale in un ambito ormai che va verso il bipolarismo proprio secco, e quindi noi non è un segreto che guardiamo verso il centrodestra. Ovviamente quando si mette insieme bisogna essere in due, sarà fondamentale a mio modesto avviso il programma. E sul programma dovremo confrontarci. Ovviamente però non è che lo facciamo così a scatola chiusa, e vorremmo assolutamente che ci siano nel programma delle soluzioni di problemi cittadini che sono molto molto gravosi. Rimaniamo in argomento perché è giudicato come un buon segnale per il centro-sinistra, benché sarà importante trovare il giusto candidato. Questo infatti il commento della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis, oggi ospite a Sveglia Trieste, proprio riguardo al sondaggio SVG sulle elezioni comunali del prossimo anno. Sentiamo. E dopo tanti anni di vantaggio importante del centrodestra, questo è un segnale. Così la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis commenta i dati del sondaggio sul voto del prossimo anno commissionato dal PD a SVG e anticipato da Tele4 a Ring. Un risultato che incoraggia l'ampia coalizione di centrosinistra denominata Futuro in Comune, che però dovrà fare i conti con tante anime diverse e l'indicazione di un unico candidato a sindaco nel 2027. E la battaglia sarà sicuramente sui nomi. Sui nomi. Vedremo, insomma. C'è da dire che tra questione Ovovia, opere pubbliche, marciapiedi e varie altre, questa giunta evidentemente non ha lasciato il segno, o se l'ha lasciato non è stato un segno positivo. Quindi è ragionevole pensare che i triestini abbiano voglia di un cambio della guardia. Dipende molto dai nomi che verranno individuati per l'una e per l'altra parte, insomma. Noi miriamo ad un nome che incarni quello che è il programma, perché stiamo lavorando ormai da tanti mesi sui temi e sugli obiettivi che vogliamo porci come coalizione, ed è un lavoro lungo, interessante, vedremo di finalizzarlo in modo intelligente e condiviso, e dopodiché servirà a trovare una persona che sia in grado di incarnarli questi temi. Il gruppo di Adesso Trieste promuove un'assemblea pubblica sul futuro della gestione del servizio idrico in città e in Carso. L'incontro è in programma mercoledì 10 giugno alle 18 nella sala della comunità serbo-ortodossa di via Genova 12. Al centro del confronto la scadenza della concessione del servizio idrico integrato attualmente affidato ad Acega Sapiesse Amga, previsti interventi di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo associativo e dei comitati. A seguire un dibattito aperto con la cittadinanza sulle possibili prospettive di gestione del servizio. Chiusura diurna straordinaria del tratto di salita di Gretta tra via del Cisternone e via Aquileia, dove di notte avvengono i lavori di rifacimento del manto stradale. Intervento reso necessario dopo un incidente. Sentiamo Gianluca Paladin. L'unico problema appunto è che tutte le macchine che parcheggiavano là adesso non sanno dove parcheggiare, quindi parcheggiano poco più avanti e quindi non si trovano più parcheggi. Io stesso ho dovuto l'altro giorno parcheggiare sulla fermata del bus per mezz'ora e ho trovato 120 euro di multa e 3 punti da patente che forse potevano essere risparmiati visto le esigenze un po' di tutti. Dai parcheggi venuti meno alla polvere che si alza, alla necessità di deviare il proprio percorso per la chiusura della strada, sono i disagi riportati nelle ultime ore da alcuni residenti della zona. I lavori di fresatura di salita di Gretta nel tratto fra via Udine e via Aquileia, partiti mercoledì scorso con chiusura notturna al traffico dalle 22 alle 6, sono propedeutici all'asfaltatura che verrà fatta questa settimana, sempre di notte. Lavori questi peraltro molto attesi e richiesti dalla cittadinanza fin dall'anno scorso. Appena reperiti i fondi per eseguire l'opera, il comune è partito, ma ecco l'inconveniente: un tratto di salita di Gretta, quello fra via del Cisternone e via Aquileia, dalla fine della mattinata è rimasto chiuso al traffico per diverse ore. Infatti si è reso necessario un intervento straordinario di pulizia volto a rimuovere sassi e sassolini dopo che una persona a bordo di uno scooter che guidava a gran velocità è scivolata. Un incidente non grave fortunatamente, di cui però la decisione di operare un ulteriore intervento. Per questo chi si aspettava di transitare si è trovato davanti la polizia locale che deviava il traffico. Al termine dell'intervento il tratto è stato riaperto. Rimangono in vigore le chiusure notturne fino al termine dei lavori. Nella prossima notte è prevista la fresatura di via del Cisternone.
Il 18 novembre scorso il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza aveva annunciato l'intenzione di far installare una ringhiera alta circa 2 metri in via Locchi sul muretto che si affaccia sul campo di calcio del Sant'Andrea San Vito. In questi giorni la struttura è in fase di ultimazione. La scelta di una ringhiera nasce dal fatto che anche a Di Piazza erano arrivate le segnalazioni di gruppetti di giovanissimi che lanciavano sassi nel campo sottostante, mettendo a rischio l'incolumità delle persone, molti di questi anche giovanissimi, e potenziali danni anche a strutture e oggetti della società. Ecco perché queste sono le immagini di oggi, nel primo pomeriggio è stata decisa la costruzione di questa recinzione che scoraggia dunque a gettare di sotto qualunque tipo di oggetto, come detto, al pericolo di colpire qualcuno degli atleti, del personale del club o semplici genitori che accompagnano i figli. Dopo i lavori di riqualificazione il bagno ferroviario è pronto a riaprire il 12 di giugno. Oggi la passerella posizionata grazie all'utilizzo di un elicottero. Siamo stati anche in collegamento con Sveglia Trieste per documentarvi quanto segue. Tecnici al lavoro per coordinare le operazioni e agganciare la passerella sugli appositi sostegni, e noi vi mostriamo l'operazione in corso. È arrivato da Ronchi dei Legionari l'elicottero che ha agganciato la restaurata passerella che collega il bagno ferroviario con l'isola artificiale dove è installato il trampolino, un'operazione portata a termine in pochissimi minuti. Il manufatto era stato affondato dalle mareggiate del novembre 2023 che avevano devastato tutta la riviera barcolana. Dopo quest'ultima operazione, che rientra nel piano di riqualificazione promosso dall'autorità di sistema portuale, lo stabilimento è pronto per la riapertura prevista per il 12 giugno. Sì, perché questo ci consente di riaprire l'intera spiaggia, posizionando in posizione baricentrica, come da sempre in questi 24 anni precedenti, il bagnino e quindi il sistema di avviso al pubblico se possono andare in acqua, non possono andare in acqua, se c'è il bagnino, se sta vigilando, se il mare è cattivo e conseguentemente. Comunque, come avete visto, è una bella operazione che è stata fatta. Per completare la passerella e renderla operativa, oggi collaudi per accertare la stabilità, manca solo la parte in legno. Adesso fanno uno provvisorio perché devono tagliare il trampolino che purtroppo non riusciamo a riparare quest'anno e poi mettono il paiolato nuovo. E devo ringraziare le ditte che si sono occupate di questo, che sono la Geomar che ha fatto gli attacchi su progetto dell'ingegner Todaro, la ditta Baumann Croci che ha fatto i lavori di ripristino della passerella e la ditta Kramer che sta facendo i rimanenti lavori qui, e in particolare devo ringraziare l'ingegner Olivotti che è stato il direttore dei lavori, che ha consentito a tutte queste ditte di lavorare in sinergia. Un altro problema risolto è quello dell'accesso allo stabilimento. I lavori di riqualificazione del Porto Vecchio sono ancora in corso, ma è stato garantito il passaggio da Viale Miramare, dove ci sono le strisce pedonali e la fermata dell'autobus. Sì, in effetti devo ringraziare anche il Comune che ha ascoltato la nostra richiesta di riaprire Viale Miramare, per cui la 36, 36 e 19/20 a seconda del periodo torneranno a fermarsi e sarà possibile, grazie al passaggio realizzato attraverso la cittadella dello sport e il parco lineare, arrivare a piedi. Resta in piedi con esatto il tentativo di aprire un passaggio dopo il convenzionamento con il parcheggio del centro congressi, che dopo dovrà essere ristrutturato completamente, ma almeno per garantire questi 90-100 giorni ai utenti di questi due stabilimenti. E siamo stati anche al Pedocin, dove si è compiuto un passo avanti, un ulteriore passo avanti verso l'accessibilità e l'ingresso a mare alle persone diversamente abili. È stata infatti presentata una sedia motorizzata che a partire dal 12 di giugno sarà operativa alla lanterna, consentendo alle persone più fragili di poter fare il bagno senza ostacoli.
Un'attenzione sempre alta, quella del Comune di Trieste verso le persone con fragilità, testimoniate una volta di più oggi allo stabilimento balneare La Lanterna per tutto il Pedocin. Lo storico bagno triestino si è dotato del Sea Track Mover, un sistema che permette alle persone con disabilità di raggiungere l'acqua in autonomia grazie a una speciale sedia che scorre su binari fino al mare. Il dispositivo, alimentato da energia solare e realizzato in acciaio inox, è stato installato sulla spiaggia insieme a una passerella in legno per agevolare il passaggio delle carrozzine. L'intervento rientra in un più ampio percorso di miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno dello stabilimento. È il primo dispositivo di questo genere di cui si dota il Comune di Trieste, un investimento di circa 50.000 euro che permette l'accesso al mare alle persone con disabilità. La grande caratteristica che ha questo dispositivo è che è possibile spostarlo con facilità, quindi oggi è stato presentato nel lato uomini ma può essere spostato nel lato donna a necessità. È un dispositivo completamente sicuro e innovativo, quindi siamo soddisfatti di averlo acquistato, già esiste nella nostra provincia ma abbiamo deciso di portarlo per qui perché qui proprio c'era la necessità di questo intervento. Oggi è una giornata meravigliosa perché abbiamo inaugurato uno strumento che consente alle persone con fragilità di fare il bagno o anche, come diciamo noi, di mettersi in smoio, ma non è solo questo, è davvero molto di più, è un segnale importante, un segnale di attenzione per una città che vogliamo costruire e che stiamo costruendo, attenta ai bisogni delle persone, tutte le persone, nessuno escluso. Ma ci sono anche altre novità. Al lato uomini e lato donne sono stati infatti inaugurati 2 nuovi punti lettura con scaffali e spazi dedicati al relax, aderenti al progetto cittadino della biblioteca diffusa. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul gradimento degli utenti. Dal questionario distribuito nel mese di maggio emerge un giudizio molto positivo sul Pedocin, con una valutazione media di 4,6 su 5. Tra gli aspetti più apprezzati figurano la cortesia del personale, il comfort degli spazi e la pulizia degli ambienti, che ha ottenuto uno dei punteggi più alti. Ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, rientreremo tra poco, avremo ancora altri servizi. Riprendiamo il telegiornale. A Trieste confronto europeo sull'housing sociale, oltre 100 esperti e istituzioni riuniti nei giorni scorsi al Teatro Verdi per discutere di politiche abitative, investimenti e transizione energetica nel settore casa. L'emergenza abitativa e le politiche per l'housing sociale europeo sono state al centro della conferenza annuale di Housing Europe, che ha riunito a Trieste al Teatro Verdi oltre 100 rappresentanti istituzionali, operatori del settore, investitori ed esperti provenienti da diversi paesi dell'Unione e non solo. L'appuntamento dal titolo From West to East, Building a Brighter Housing Future è stato organizzato da Housing Europe in collaborazione con Federcasa e Ater Trieste, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il confronto ha coinvolto delegazioni europee su alcune delle principali sfide del settore: accessibilità abitativa, rigenerazione urbana, riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, recupero degli alloggi sfitti, strumenti di finanziamento di lungo periodo e il ruolo dell'housing sociale nella coesione economica e nella stabilità democratica. Una grande soddisfazione oggi per il ruolo internazionale assunto dalla nostra città nel dibattito europeo sulle politiche abitative, e va anche però sottolineato quello che è il valore simbolico della città ospitante, perché Trieste è storicamente italiana, un ponte tra culture, economie e popoli, e oggi più che mai appunto l'Europa ha un grande bisogno di costruire ponti anche nelle politiche abitative, condividendo esperienze, strumenti e visioni che le permettano di affrontare una crisi che ormai riguarda l'intero continente. Qui a Trieste noi siamo molto contenti di essere qui con la nostra conferenza annuale, un momento molto importante perché in questo momento le istituzioni europee stanno affrontando il tema della crisi abitativa che è una crisi strutturale, che deriva dai forti cambiamenti demografici, sociali e anche climatici. Abbiamo tutti quanti l'obiettivo di ridefinire quelle che sono le nostre politiche per la casa, in modo da creare le condizioni affinché in Europa ci siano le condizioni accessibili e sostenibili per tutti i cittadini europei, per chi deve costruire un progetto familiare, per chi si muove per motivi di studio e di lavoro.
È stata presentata oggi nel salotto azzurro del municipio la terza edizione di Un Gol per i bambini del Burlo, in programma il 13 e 14 giugno allo stadio Nereo Rocco. L'iniziativa, promossa dai 4 buffet con la ASD Roianese Calcio e il Comune, a sostegno della Fondazione Burlo Garofalo. Presenti il sindaco Roberto Di Piazza, gli assessori Everest Bertoli ed Elisa Lodi e il presidente della Fondazione Burlo Garofalo Gabriele Conte, oltre al vicepresidente della Roianese Marco Cozzutto. L'obiettivo è raccogliere fondi per una lampada scialittica gemellare destinata alla sala parto. L'anno scorso la manifestazione aveva raggiunto più o meno 20.000 euro, la cifra necessaria per l'acquisto dello strumento. Previsti 2 giorni di torneo di calcetto allo Stadio Rocco con bambini e vecchie glorie, nonché momenti poi di aggregazione. Non solo rifiuti raccolti, ma anche un segnale incoraggiante per la salute del mare. Al villaggio del pescatore la giornata mondiale dell'ambiente si è trasformata in un'occasione per verificare da vicino lo stato dei fondali e promuovere la tutela dell'ecosistema marino. Una bella sorpresa quella di Duino Risina, del villaggio del pescatore. Sentiamo. Venerdì 5 giugno, nel giorno dedicato all'ambiente, il mare del villaggio del pescatore ha restituito una sorpresa positiva. L'iniziativa Puli Fondali e Puli Spiagge, promossa dalla FIPSAS e ospitata lungo i moli della società velica Duino 45 gradi nord, riserva un risultato insolito. Sono stati pochi i rifiuti recuperati dai fondali. Subacquei, apneisti e volontari si sono immersi nelle acque del porticciolo, caratterizzate da una visibilità particolarmente ridotta, per verificare lo stato dell'ambiente marino e rimuovere eventuali materiali abbandonati. Il bilancio finale è stato incoraggiante. Tra gli oggetti recuperati è emerso soltanto un vecchio barchino in plastica adagiato sul fondo, mentre la quantità di rifiuti rinvenuti è risultata molto limitata. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale che vede impegnati volontari, associazioni, comuni e guardia costiera nella tutela di fondali, spiagge e aree portuali. Anche oggi siamo ritrovati come FIPSAS qua in questa magnifica cornice, qua al villaggio del pescatore, dove ci siamo immersi per andare a recuperare rifiuti che sono finiti in mare durante quest'ultima annualità. La grande fortuna di oggi, possiamo dirlo, è che in questa marina sono veramente bravi, perché abbiamo trovato veramente poche cose. È stato recuperato un barchino importante, quindi una vetroresina che si stava andando a rompere, che questo è l'unico ritrovato molto importante, diciamo, della giornata, però in confronto ad altre zone possiamo ritenere questi fondali molto puliti. Subacquei sono stati in gamba, come al solito, sono addestrati, sono preparati, i livelli di sicurezza sono stati rispettati e quindi ci possiamo ritenere molto contenti della giornata. Una bellissima giornata oggi in questo evento della FIPSAS dei Puli Fondali e Puli Spiagge, in questo porticciolo di Villaggio del Pescatore. Eravamo convinti di trovare il mondo, invece abbiamo trovato un fondale pulito e siamo veramente contenti di essersi immersi e non aver trovato praticamente nulla tranne che un barchino, quindi un'ottima notizia per il nostro mare. Sono iniziate questa mattina a Muggia le lavorazioni per il murale in ricordo di Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre nel novembre scorso. Oggi sono state posizionate le basi dell'opera, che comincerà a prendere forma in settimana in uno spazio accanto al campo di calcio a 7, nel comprensorio dello stadio Zaccaria, dove il bambino giocava nella società Muggia 1967. L'opera sarà realizzata da Marco Kermaz in ricordo con il papà del bambino. Con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale, tutto infatti per oggi, appuntamento con la prossima diretta di Tele4 e domani mattina alle 7 con Sveglia Trieste. Arrivederci.